Amici di Sportisti appassionati di grande basket, intanto vi chiediamo se vi arriva l'audio dalla nostra telecamera e soprattutto se avete modo di godere della partita valida per la finalissima del torneo Insieme per non dimenticare, svolto per questa stagione, in questa edizione eccezionalmente al Palamangano e in altre strutture della città di Palermo, qui dall'impianto palermitano. La finalissima che mette di fronte Santa Maria Capovetere e Germania, col primo pallone subito conquistato dai tedeschi che vanno a canestro subito. Allora, i primi 2 punti di questa gara messi a segno dalla Germania. A breve andremo anche a vedere i 2 roster, ma prima il primo possesso d'attacco della formazione campana con questa palla sotto per Corsiero che prova ad appoggiare, sbaglia, va a rimbalzo d'attacco ancora Santa Maria Capovetere con questo tentativo che si arrampica sul ferro, va a canestro, quindi 2-2, primi 2 possessi offensivi positivi da una parte e dall'altra, con la Germania che torna in possesso. La circolazione per il tiro da 3 punti, secondo ferro ed esce, poi ancora il rimbalzo d'attacco questa volta per marca tedesca. Andremo anche a riassumere quello che è il cammino di queste 2 squadre. Intanto subito palla recuperata e si invola a canestro per altri 2 punti Santa Maria Capovetere, che restituisce il canestro concesso proprio dopo primi secondi con una palla recuperata praticamente dopo la palla 2. Qui intanto subito sotto i tedeschi con il tiro, palleggio arresto, tiro sbagliato, rimbalzo catturato da Santa Maria Capovetere che può adesso gestire con un possesso tranquillo, porta sul pallone oltre la metà campo la squadra in maglia scura, poi tiro improvviso da 3 a bersaglio da parte di Mastroianni, cerca subito l'allungo la squadra in canotta scura. 7-2, parziale aperto di 7-0 per Santa Maria Capovetere che adesso si difende sulle ginocchia per tenere la posizione. C'è il cambio di fronte con la finta di tiro ancora accennata, si va sotto per ancora buona circolazione di palla da parte dei tedeschi con l'errore però al tiro. Corsiero con rimbalzo, Mastroianni col pallone in mano, Mastroianni che prima all'improvviso ha cercato questa conclusione che è finita dentro all'anello e di conseguenza a bersaglio. 7 minuti e 49 da giocare in questo primo quarto. Altra grande conclusione, altro grande canestro di Santa Maria Capovetere, in cui assegno con quasi tutti i suoi elementi, in particolare mentre intanto conclusione da 3 a bersaglio per il 5-9. Buona partenza a livello offensivo da entrambe le parti, con Santa Maria Capovetere che adesso si porta nuovamente nella metà campo offensiva con Mastroianni che attende il movimento dei compagni, poi decide di arrestarsi e tirare ancora da 3. Mastroianni, 2 triple, 2 canestri e vola sul +7 di nuovo Santa Maria Capovetere, che ricordo nella semifinale ha sconfitto Cagliari, mentre la Germania ha sconfitto i padroni di casa di Palermo. Qui conclusione sbagliata, non vuole farlo uscire, vuole subito correre dall'altra parte, mentre è stato segnato da 2 il canestro di Mastroianni, quindi 11-5 non 12-5 come segnato erroneamente in sovraimpressione. 6:36 sul cronometro del primo quarto, altro arresto subito ma conclusione molto corta, poi Corsiero lotta al rimbalzo, l'ultimo tocco al suo e quindi si riparte con Santa Maria Capovetere che si mette in difesa. C'è questo tentativo di penetrazione, poi passi rischiati contro il numero 2 tedesco e dunque si riparte con Santa Maria Capovetere in possesso. 6:17 da giocare, sempre Mastroianni a gestire i ritmi dell'attacco
della formazione in canotta scura, del penetre scarica ancora per Mastroianni, terzo tentativo dalla lunga distanza della sua partita. Scrivete anche 8 punti con 3 conclusioni per Mastroianni, più 9, decisamente il massimo vantaggio della partita per Santa Maria Capua Vetere, che adesso torna a difendere. C'è l'uscita dei blocchi, il tiro dalla media distanza sbagliato, Corsiero ancora a rimbalzo, ancora Mastroianni a gestire. Quando ci avviciniamo a metà del primo quarto c'è la corsa dall'altra parte, poi il tiro di Corsiero dalla media, ancora Corsiero, questa volta col tiro dalla media distanza. 4 fin qui i suoi punti, ha aperto lui le danze in attacco per Santa Maria Capua Vetere. Qui tiro da 2 sputato direttamente oltre il ferro, corre dall'altra parte e appoggia Cefarelli. Time out chiesto dalla panchina tedesca. 18 Santa Maria Capua Vetere, 5 Germania. Germania che fin qui ha trovato il canestro da 3 con Galovic Junior. Termina il minuto di sospensione chiesto dalla panchina tedesca. Urlo anche di incoraggiamento per la squadra tedesca che non ha iniziato bene la partita e adesso potrà ricostruire con il possesso che arriva già della metà campo. 5 minuti, 5 secondi da giocare in questo primo quarto della finalissima del torneo Insieme per non dimenticare, ospitato per la circostanza, per l'occasione a Palermo, con la finalissima qui dal Palamangolo in diretta su Sportisili. Siamo molto felici di incaricarci della produzione di questa partita con il tiro poc'anzi sbagliato da Galovic Junior. Qui intanto la palla sotto di Auriemma, poi cerca di andare sotto canestro Cefarelli, complicato nel traffico, Cefarelli la perde. Possesso Germania con il pallone portato su proprio da Galovic Junior, autore dei 5 punti della squadra, prima con la palla recuperata. Qui intanto rimbalzo offensivo non sfruttato da Ponist e allora corre dall'altra parte la formazione in canotta scura con Mastroianni, l'appoggio di Cefarelli per Auriemma, l'appoggio a bersaglio, 6 punti per lui intanto dall'altra parte. Subito l'appoggio a bersaglio, 20-7 con l'appoggio di Ponist. Restano 13 le lunghezze di scarto in favore di Santa Maria Capua Vetere, che qui prova ad armare la mano di Corsiero dalla media. Ottimo jump shot da parte del numero 55 della formazione campana, mentre dall'altra parte subito a lanciare ma a sbagliare. Sono 8 i punti di Mastroianni, 6 quelli di Auriemma e di Corsiero. Canestro quello che ha portato poi al time out di Cefarelli, dall'altra parte come detto Galovic con 5, Ponist con 2 punti. Qui la palla per Corsiero, ancora con i piedi dentro l'area, questa volta scheggia il primo ferro, il rimbalzo da parte di Galovic Junior che poi schiaccia sul parquet per l'appoggio a segno da parte del numero 8 Hunt, che porta a quota 9 la Germania. Polveri un po' bagnate anche grazie all'ottima difesa di Santa Maria Capua Vetere. Qui Auriemma prova a girarla, c'è un fallo commesso da Fischer, primo fallo dell'intera partita commesso dal numero 2. Allora possesso ancora per
Santa Maria Capovetere con gli ultimi 3 minuti di partita, palla recuperata ancora da Galovic Junior che sbaglia l'appoggio, va al rimbalzo e sbaglia ancora grazie all'ottimo rientro difensivo da parte di Cefarelli. E possesso ancora per Santa Maria Capovetere con la palla sotto per Auriemma che si muove nel pitturato, segna, subisce il fallo e come disse un vecchio saggio della pallacanestro andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Intanto vi chiediamo sempre feedback per quanto riguarda l'audio con Auriemma che va in lunetta e segna il libero del più 16. 9 punti per Auriemma e soprattutto nuovo massimo vantaggio per Santa Maria Capovetere che adesso si difende, mette i piedi per terra e tenta un tiro improbabile. Hunt che tra l'altro era anche da 2, qui Mastroianni si arresta molto bene, Cefarelli prova a controllarla nel traffico, ci sono 4 canotte attorno a lui ma non gli interessa, altri 2 per Cefarelli, 2 di grande qualità, più 18 per Santa Maria Capovetere che adesso si difende. Si butta nello spazio Fischer, poi il tiro, piedi a posto a bersaglio, scavalla la doppia cifra con la tripla di Hunt, la Germania. Mastroianni palleggia in surplus, poi c'è Farelli, va da Meccariello, poi sotto per il tiro, piedi a posto di Auriemma sbagliato, il rimbalzo Cefarelli che va col semigancio sbagliato. Tanto col rimbalzo, allora la corsa dall'altra parte, Meccariello, scusate, Mastroianni col body check irregolare ai danni di Zingor e palla per la Germania, primo fallo commesso intanto palleggia arresto, tiro, errore parte di Galovic Junior che sembra anche quasi un po' sfiduciato, poc'anzi c'era stato in realtà il fallo commesso sotto canestro, mentre qui muove palla velocemente Santa Maria Capovetere, Auriemma con le mani addosso di Ponist che ha commesso il fallo in precedenza, poi Corsiero con spazio per tirare coi piedi a posto e sbagliare, rimbalzo di Zingor, 2 falli dunque per la Germania, 1 per Santa Maria Capovetere, ancora il tiro piede a posto sbagliato, poi l'ottimo rimbalzo da parte di Ponist che va fuori ancora da Zingor, palla per Galovic Junior subito pressato da Meccariello, cerca di mettere a terra il pallone e tirare Hunt, sbagliato il rimbalzo e dall'altra parte cerca di gestire i ritmi, 46 secondi alla fine del primo quarto, un primo quarto dominato da Santa Maria Capovetere che adesso attacca ancora con Mastroianni, palla a terra, poi calpesta la riga di fondo Meccariello, allora si riparte con quello che potrebbe essere l'ultimo possesso offensivo della Germania, considerando che mancano 31 secondi, non abbiamo il cronometro dell'azione ma finora sono stati possessi molto rapidi, molto veloci, quelli di sia della Germania che di Santa Maria Capovetere. Arriva praticamente in fondo all'azione la Germania con il palleggio, l'arresto, il tiro da 3 punti di Galovic vedente allo scadere, poi il rimbalzo di Ponist che segna ultimazione della partita con 3 secondi, Mastroianni con il tiro in terzo tempo, becca il ferro. 27 Santa Maria Capovetere, 14 Germania dopo il primo quarto.
Possiamo rientrare. Quando vuoi ci Dunque, torniamo anche in telecronaca. Al mio fianco l'avvocato Francesco De Francisci, presidente di Ius Palermo, un'iniziativa, intanto ben trovato ai nostri microfoni, un'iniziativa bellissima che finalmente fa tappa a Palermo. Sì, diciamo questo torneo è itinerante in tutta Italia, diciamo, l'anno scorso è stato a Perugia, quest'anno lo ospitiamo noi a Palermo, con grande entusiasmo, tanta voglia di ricordare, diciamo, questo evento tragico che c'è stato a Milano nel 2015, dove possiamo dire anche un pazzo, uno scriteriato, è entrato in tribunale armato di pistola e ucciso il giudice, dove l'udienza intorno, il magistrato e l'avvocato. L'avvocato Battiano, il giudice Certi, non c'è la controparte. In memoria di quell'evento tragico, l'anno successivo a Milano si organizzò con i familiari delle vittime questo torneo, che è l'unico in Italia, che si fa con squadre miste composte da magistrati e avvocati. E per ricordare, diciamo, questa particolarità che gli avvocati e i magistrati operano solo e esclusivamente per la giustizia e l'interesse dei cittadini, abbiamo pensato di fare questa manifestazione. Siamo alla 7ª edizione, diciamo, siamo contenti di quello che abbiamo fatto e di come abbiamo ospitato, diciamo, 13 squadre che partecipano, e stamane, diciamo, abbiamo la finale tra Santa Maria Capovetere, che già era campione in carica dello scorso anno, sono una squadra ben strutturata, diciamo, veramente forte, e la sorpresa di quest'anno sono i tedeschi, che sono stati sempre negli ultimi anni in attività. Ecco, tra l'altro, piccolo appunto, fa piacere il fatto che si ricordi, chiaramente si riunisca per ricordare purtroppo quel tragico fatto. La scritta per non dimenticare in questo palazzetto ha un altro valore, forse ancora più importante, sicuramente il collante tra il ricordo ovviamente dell'episodio da lei ricordato e purtroppo le stragi di mafia si fa ancora più stringente. Noi, diciamo, vogliamo testimoniare il principio della legalità, cioè noi dobbiamo operare e operiamo nella legalità, nella quotidianità, sia come avvocati che come magistrati. E questo lo vogliamo ribadire, soprattutto noi quest'anno abbiamo incentrato un convegno sull'effetto, diciamo, che ha lo sport, soprattutto nelle periferie, se è un antidoto o un anestetico. Dovrebbe essere un antidoto, non un anestetico fare sport. Per cui, diciamo, è importante, diciamo, che si operi all'interno della città, soprattutto nelle periferie, con l'aiuto delle amministrazioni locali per una migliore fruizione dei diritti. D'accordo, ringraziamo il dottor Francesco, l'avvocato Francesco De Francisci, presidente di Ius Palermo Basket. Ricordo, a titolo puramente di cronaca, arrivata al terzo posto di questo torneo, battuta proprio dalla Germania, che è stata dal dottore Francisci, che tra l'altro è anche ex giocatore di basket, la sorpresa di questo torneo. Torniamo in cronaca perché nel frattempo sono successe alcune cose, un canestro per parte per iniziare questo secondo quarto. Qui palla non controllata da Vignola, che tra l'altro autore del canestro poc'anzi per la formazione di Santa Maria Capovetere, e continua a condurre, come vedete, in sovraimpressione 16-29 su Santa Maria Capovetere, sulla Germania. Qui intanto prova a mettere ancora un possesso offensivo e riesce ad andare a bersaglio con Fischer, la compagine tedesca, che si porta a quota 18. Il
palleggio di Mastroianni, poi Vignola torna dal suo playmaker, si scambiano il pallone, poi finta il tiro, Mastroianni decide di andare sotto da Cefarelli, grande movimento di Cefarelli, grande ancora il terzo da parte del giocatore con la canotta numero 24, il lungo di Santa Maria Capovetere, che torna sul più 13, adesso torna anche in difesa con il pallone qui giocato male da Fischer, esce palla in mano ancora Mastroianni al piccolo trotto, 4 contro 3, palleggio, arresto, tiro, la palla gioca col ferro e non entra. Allora dall'altra parte con Zingor la Germania, il tocco per Galovic Junior che mette i piedi a posto, tiro da 2 punti secondo il secondo arbitro e dunque quota 20 per la Germania, meno 11 a 7 minuti dall'intervallo lungo, l'intervallo di metà gara. Qui Auriemma si gira benissimo sul piede perno, però il tiro non trova fortune, allora rimbalzo ancora di Zingor, palla servita su Schröder che tira e sbaglia, rimbalzo lungo che sembrava favorire Santa Maria Capovetere, invece palla sul ginocchio di Vignola, nuovo possesso pieno per la Germania, mentre al suo ingresso e il suo debutto in partita Nigro per i campani, che ricordo ancora una volta hanno sconfitto Cagliari nella semifinale giocata ieri. Cagliari che ha perso la finalina contro Palermo questa mattina. Intanto la stoppata di Cefarelli, che però di fatto diventa quasi un assist per Zingor che sbaglia la tripla, altro rimbalzo lungo, altra tripla tentata da Schröder, altro primo ferro, altro rimbalzo di Cefarelli che poi finisce nelle mani questa volta di Galovic Junior, tripla a bersaglio, torna sotto la singola cifra di vantaggio la Germania, che si rifà decisamente sotto. Occhio però a Nigro che cerca di entrare in partita con la tripla a farsi sentire Galovic Junior, che era stato senza dubbio il più pericoloso in casa tedesca. Qui il fallo di Auriemma, il primo della sua partita, che va a fermare col fallo Zingor, il quale andrà in lunetta. Secondo fallo speso nel quarto Santa Maria Capovetere, 6 minuti 8 secondi. Quando qui sbaglia il primo tiro libero, ha fatto 0 su 2 in precedenza Ponist, sbaglia, problemi in lunetta per la Germania, fa 0 su 2 il rimbalzo di Cefarelli, e come suggerisce anche l'avvocato De Francisci che sta al mio fianco, giocatore che ha anche una bella esperienza a livello professionistico, ha vinto anche un titolo europeo in nazionale nell'Under 21, e qui intanto la fuga in contropiede, l'appoggio a canestro da parte di Zingor, e attenzione perché zitta zitta la Germania è sul meno 6, aveva terminato sotto di 12 il primo quarto, qui ancora cercato Auriemma sotto canestro, fallo di Ponist, anche in questo caso il secondo come per Fischer. Dunque giro in lunetta per Auriemma, che per il momento è il miglior realizzatore della partita con 9 punti. Sono Campani i migliori realizzatori dell'incontro, c'è Mastroianni a 8 che tra l'altro è stato agganciato da Galovic. Intanto esce storto dalla mano di Auriemma il primo tiro libero, prende l'esterno dell'anello, secondo tentativo, parziale per il momento di 14 a 4, diventa 14 a 5 nel periodo, grazie al tiro libero di Auriemma, che dunque anche il primo giocatore ad entrare in doppia cifra in partita. Galovic Junior pressato da Nigro, cerca il cambio fronte su Schröder, poi ancora Galovic Junior che prende, spara da 3, sbaglia, rimbalzone di Auriemma nonostante il contatto di Ponist. Tanto proprio Cefarelli, il fallo che si è commesso da Ponist è il terzo della sua partita. Il fallo è commesso dalle numero 8 Hunt, quindi primo fallo. Si parte dalla linea di fondo campo con Vignola. Cefarelli, l'entrata a canestro di Cefarelli che sbaglia il jumper dalla media.
parte, proprio ancora Zingor che appoggia Calovicino, era la ship da parte di Nigro che va dall'altra parte con Cefarelli, 4 contro 2 per Santa Maria Capovetere, l'appoggio di Mancina di Cefarelli, il fallo di Schröder, primo della sua partita, e viaggio in lunetta per Cefarelli che a quota 6, 3 canestri per lui. Serie di cambi da una parte e dall'altra. Cefarelli si mette a posto per tentare il primo tiro libero a bersaglio. Quota 7, 1 su 2 per Cefarelli, rimbalzo preso da Zingor che va dall'altra parte, quindi sale a quota 7 il giocatore campano, mentre intanto a breve altra piccola sorpresina per chi ci sta seguendo, ma prima canestro per il -4, anzi per il -6, primo canestro in partita per Schröder, con Auriemma che va al servizio per Nigro, sull'arco Nigro riesce a saltare a evitare un avversario. Vignola, ancora Nigro che ha completato il movimento, infrazione di passi, ne approfitto per presentare e per salutare con grande gioia Marta Verona. Ben trovata Marta. Ciao a tutti. Per quei pochi che non lo sapessero e facciamo finta di non conoscere chi a sua volta non conosce Marta Verona, ex capitano dell'Andros Basket, ultima squadra palermitana e siciliana in A1 fino all'anno scorso, se non erro, all'Alma Patti. Marta, hai giocato con Palermo, com'è andata? Ho giocato con Palermo, è stata una bellissima esperienza, devo dire, onorata di aver fatto parte di questo torneo. Ho trovato un gruppo bellissimo, molto affiatato, in cui mi sono inserita abbastanza facilmente. Purtroppo ieri è andata così, però è stata comunque una bella esperienza. Tra l'altro è anche un modo per te per tenerti in allenamento anche contro i maschietti. Com'è giocare contro gli uomini a pallacanestro? Beh, fisicamente un po' devo dire che la differenza chiaramente si sente, però alla fine lo spirito di questo torneo penso sia anche divertirsi, quindi sicuramente ci siamo divertiti. Ultima battuta veloce, Costanza in nazionale, immagino il tifo da parte tua, da parte di Simona Chines, che ormai siete il suo primo fan club. Sì, assolutamente, per ora è in raduno e poi dal 15 giugno iniziano gli europei e quindi siamo tutti pronti per fare il tifo. Perfetto, grazie Marta, salutiamo anche il piccolino, come si chiama? Aria, la piccolina. La piccolina di casa Verona, ti ringraziamo ancora complimenti e in bocca al lupo per la carriera. Torniamo in cronaca, 3:32 da giocare e a -4 Santa Maria, a -4 la Germania, che qui si difende. Vignola col palleggio, un po' di indecisione, poi si arresta, tira dalla media, segna. -6, torna a segnare Vignola, torna a segnare Santa Maria Capovetere. Ho avuto il piacere di sentire, mentre Vignola al secondo canestro della sua partita, qui intanto un tiro sbagliato dalla Germania. Ancora tentativo, questa volta sempre di Vignola che però becca il primo ferro, entrata negli ultimi 3 minuti di partita, non riesce a controllare questo lob Zingor e palla che si perde fuori. 2:51. Era stato il fallo prima commesso proprio da Vignola, il primo della sua partita, ben distribuiti fin qui i falli per Santa Maria Capovetere, che ne ha commessi 4 con 4 giocatori diversi. Qui Nigro con la penetrazione, il penetra e scarica per Vignola, che questa volta prende il secondo ferro. Ancora Vignola con rimbalzo lungo, col fallo di Schröder, anche per lui secondo fischio contro. E c'è time out chiesto dalla panchina
della compagine guidata da coach Urbano. (35-29) per Santa Maria Capovetere, con da giocare gli ultimi 2:35 e con la compagine campana che ripartirà dal fondo, anzi in realtà ripartirà con i tiri liberi per Vignola, visto il fallo commesso in precedenza ai suoi danni da Fischer. Situazione punti con intanto Vignola che va in lunetta, segna il primo il numero 10, vedremo se andrà a 5 o a 6 punti personali. Sono 6 i suoi punti con questo 2-2 che riporta Santa Maria Capovetere in una situazione più tranquilla, più 8 per la compagine campana, quando ci sono a giocare gli ultimi 2 minuti e 23 secondi. La palla sotto per Fischer, poi ancora Galovic Junior per Schröder, piedi a posto, va al tiro, palla sul primo ferro che poi esce, rimbalzo conquistato con grande tenacia da Auriemma e porta sul pallone Vignola. Minuti di riposo per Mastroianni in panchina. Intanto Auriemma, nonostante il contatto, altri 2 e sono 12 per lui, e soprattutto sono 10 i punti di vantaggio di Santa Maria Capovetere. 3-9-2-9 con la palla qui non controllata da Schröder. E Vignola che può rimettere in vista degli ultimi 100 secondi del primo tempo qui dal Palamangano di Palermo, ricordo finalissima del trofeo insieme, per non dimenticare, Auriemma, tiro alla Dirk Nowitzki che però non va a bersaglio. D'altra parte Galovic Junior sente il contatto, lancia in aria il pallone, fallo di Nigro, il primo della sua partita, fallo che manda in bonus la Germania, ma che manda in lunetta Galovic Junior, il quale attenta alla doppia cifra personale, lui che ha quota 8 punti. E invece sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, 0-2 per Galovic ed evidenti problemi in lunetta per la Germania, che torna sulle gambe in difesa con Nigro che porta sul pallone, oltrepassa la metà campo, cambio fronte, poi decide di non tirare Meccariello, va da Auriemma che ancora cambia gioco, passaggio panoramico per Nigro che sbaglia, ancora il fastidio provocato al rimbalzo da Auriemma che però non favorisce i compagni, vola invece in campo aperto per il -8 ancora Zingor, scusate. Quota 8 per lui, quota 31 per la Germania. Vignola, piedi a posto, risponde subito Vignola. 8 anche per il numero 10 della formazione in canotta scura, che scavalla quota 40, va a quota 41, ultimo possesso probabilmente in attacco per Santa Maria Capovetere. Invece c'è il tiro, l'errore e l'appoggio vincente di Galovic, che va sì in doppia cifra adesso. Prova a giocare con il cronometro, non può farlo fino alla fine, c'era stato l'errore di Ponist. Adesso c'è il fallo commesso proprio da Galovic Junior, che
manda in lunetta Cefarelli, poc'anzi 1-2 per il lungo di Coach Urbano. Cefarelli con la sua ormai classica posa segna il primo. Segna anche il secondo Cefarelli, quota 9 per lui. E ultimo possesso, non è partito il cronometro che è partito con un paio di secondi di ritardo. Qui Zingor col tiro, con la preghiera finale che si spegne sul primo ferro. 43 Santa Maria Capovetere, 33 Germania. Si va così al riposo lungo di metà gara con il vantaggio che si è un po' assottigliato per la squadra di Coach Urbano, che però nel finale di quarto ha saputo riavvicinarsi al canestro avversario, soprattutto ha saputo allungare nuovamente sulla squadra avversaria. 4-3-3-3 dopo i primi 20 minuti di questa finalissima del trofeo Insieme per non dimenticare, 7ª edizione qui dal Palamangano di Palermo per la finale, mentre restate collegati con noi per la seconda metà di gara e poi ovviamente per la premiazione. Intanto ne approfittiamo proprio per mostrarvi i trofei che vengono disposti pian piano in maniera graduale in questo momento sul banco degli arbitri, sul tavolo degli arbitri e anche dei giudici di gara, dove si sta tenendo il referto. A proposito di referto, visto che ci sono circa 8 minuti da giocare prima, scusate, 8 minuti di riposo prima della ripresa delle ostilità e prima dell'inizio del terzo quarto di gioco, andiamo a vedere un po' la situazione punti per le due squadre, con Auriemma a quota 12, Cefarelli a quota 9, Vignola 8, Corsiero 6 e Mastroianni 8 per Santa Maria Capovetere. Dall'altra parte sono 10 punti di Galovic Junior, 8 quelli di Zingor, 5 punti per Ant, 4 per Schröder e per Ponist, 2 per Fischer. Ponist che ha anche commesso 3 falli fin qui, 2 quelli di Fischer e Schröder, un fallo per Galovic Junior e per Ant, così come un fallo a testa dall'altra parte per Vignola, Nigro, Meccariello, Auriemma e Mastroianni. Ricordo ancora una volta che nelle 2 semifinali giocate ieri Santa Maria Capovetere ha avuto ragione di Cagliari, mentre la Germania
ha avuto ragione sui padroni di casa di Palermo che poi ha potuto completare il proprio cammino sul podio al terzo posto dopo aver battuto proprio la compagine della capoluogo sardo in un derby tra isole. A proposito di isole e a proposito di Palermo e anche di Sicilia, abbiamo raccontato ieri attraverso anche la collaborazione con la Wii Sport e con la partnership che abbiamo sottoscritto con la nazionale siciliana di calcio, abbiamo raccontato la vittoria della nazionale della nostra isola contro la Corsica nella Sichelia Cup. Potrete trovare tutti i contenuti ovviamente sulla nostra pagina Facebook, anche sul nostro sito www.sportisili.it, dove potrete trovare anche le notizie più importanti aggiornate sullo sport siciliano a 360 gradi. Oggi ricordiamo tra gli appuntamenti di punta, senza dubbio la finale della fase nazionale dei playoff di eccellenza con in campo Enna e Siracusa, un derby siciliano che regalerà la terza squadra dell'isola a qualificarsi per la Serie D dopo Akragas e Igea, che hanno vinto i rispettivi gironi in regular season. Naturalmente occhi su tutto lo sport siciliano, con gli ultimi aggiornamenti in casa Palermo, con le novità in casa Catania e con gli aggiornamenti, le ultime notizie sulla trattativa per la cessione del Messina, oltre ovviamente a tutte le altre discipline sportive. Sono di oggi un paio di ufficialità di nuovi acquisti nella pallanuoto sia maschile che femminile. Col Telimer che ha messo a segno un colpo importante con l'acquisto di Woodhead, un universale in grado di occupare appunto più ruoli, mentre la Equipe Orizzonte, campione d'Italia nella pallanuoto femminile, ha aggiunto al proprio roster Chiara Tabani, difensore proveniente dalla SIS Roma. Mancano 4 minuti alla ripresa delle ostilità, al ritorno sul parquet delle due squadre. Il punteggio lo vedete in sovraimpressione, 43-33 in favore di Santa Maria Capua Vetere. Un torneo, l'evento Insieme per non dimenticare, che ha coinvolto veramente tante formazioni. Ne approfittiamo anche per andare a rivedere quello che è stato il programma di tutta una lunga settimana, con i 4 gironi che hanno visto Palermo-Catania, Ius Emilia e Torino nel girone B, Santa Maria Capovetere e Contrapani nel girone, Palermo, Catania, Ius Emilia e Torino nel girone A, Santa Maria Capovetere e Trapani nel girone B, Milano e Alessandria Venezia nel girone C, Roma e Germania nel girone D. C'era anche Pesaro nel girone B, c'era Milano nel girone C e c'era anche Perugia nel girone D. Intanto chiamati i 3 minuti dalla tandem arbitrale, ne approfittiamo per riportare quella che è l'attenzione, anche quella che è la nostra inquadratura panoramica sul parquet. Approfittiamo anche per ricordare altre novità, altre realtà. Ieri per esempio si sono svolte le finali oro per società nella
dell'atletica leggera, Cus Palermo che ha rappresentato più che degnamente la realtà siciliana. A breve anche sul nostro sito le notizie relative ai più importanti riconoscimenti ottenuti dal sodalizio universitario palermitano. Tornano sul parquet le due squadre, mancano ancora 30 secondi, ma sono già pronte per l'inizio della partita. Si prepara già Meccariello probabilmente anzi in realtà è Vignola a rimettere in gioco il pallone. Vignola con Nigro, Cefarelli, Meccariello e Auriemma sul parquet per Santa Maria Capua Vetere. Dall'altra parte il numero 0 Ponist, il numero 6 Golovic Junior, il numero 2 Fischer, il numero 4 Schröder e il numero 18 Zingor. Suona la sirena, pronti a ripartire. Terzo quarto in arrivo tra Santa Maria Capovetere e Germania, con Santa Maria Capovetere che mette in gioco il primo pallone del terzo quarto. Qui Cefarelli mette a terra il pallone, palla fuori per Auriemma che forse commette falsi, grande movimento, senza palla di Cefarelli che quasi sparisce nel nulla. Attenzione all'altra parte al servizio per Ponis che non riesce a appoggiare, ma c'è Fischer che cattura il rimbalzo. Galovic con la bomba e risponde subito. Galovic Junior, sono 13 per lui. Sono invece 11 per Cefarelli. Dall'altra parte Cefarelli serve Auriemma, il semigancio sbagliato, rimbalzo di Zingor. Zingor con la palla, poi arriva Ponist, forse non troppo convinto in questa appoggia, infatti lo sbaglia, rimbalzo Vignola. Tornata a -9 la Germania, ma adesso deve difendersi. Nigro prova a cavalcare Cefarelli ancora una volta, Cefarelli in mezzo a due, cerca di strappargli il pallone, lo fa in maniera illegale Galovic che commette il secondo fallo della sua partita e soprattutto manda in lunetta Cefarelli che non sembra avere un grande rapporto con la linea della carità. Fin qui 1 su 4 per lui. Segna il primo. Già salito in doppia cifra Cefarelli che fa 1 su 2 ancora una volta. Diventano 2 su 6, non esattamente una percentuale da sogno, parliamo comunque pur sempre di un lungo. Qui intanto serie di scambi col tiro di Schröder sbagliato, il rimbalzo e il fallo di Auriemma, anche lui a quota 2 falli adesso. Si rimane di qua con Schröder con la rimessa, cercato sotto, poi Zingor riesce ad entrare in area, grande giocata qui di Zingor col fallo commesso da Cefarelli, il primo della sua partita. Galovic e Cefarelli diventati nel frattempo top scorer della partita, 13 per Galovic, 12 per Cefarelli. Intanto segna il primo tiro libero Zingor che attenta
alla doppia cifra, la raggiunge. 10 per Zingor, 38 per la Germania, che ha -8 adesso. Nigro schiacciata per Cefarelli, poi Auriem arriva con un caterpillar, il fallo di Ponist, e potrebbe essere il quarto della sua partita se abbiamo fatto bene i conti, o il secondo, e allora non è stato Ponist a commettere il fallo. Intanto Auriem può andare in lunetta, sbaglia il primo. Già 2 falli a testa in questo avvio di terzo quarto, naturalmente le energie diminuiscono. Intanto sbaglia anche il secondo Auriem, torna di là per provare a ridurre ulteriormente il gap la squadra tedesca. Il tiro improvviso a bersaglio da parte di Zingor, 13 punti anche per lui, -5 Germania. Vignola palleggia Auriem, gli concede spazio Ponist, poi il tiro di Nigro, il primo canestro della sua partita di un peso specifico importantissimo. Vale 3 punti, vale il +8, intanto dall'altra parte Zingor sbaglia nettamente per Schröder, apre per Galovic, il quale tira all'improvviso, palla che rotola sul ferro ed esce, poi Cefarelli contrastato al rimbalzo, è rimessa in favore di Santa Maria Capua Vetere. 7 minuti 30 secondi da giocare nel terzo quarto, partita senza dubbio godibile. Cefarelli da sotto sbaglia il primo, non sbaglia il secondo appoggio. ...51 per i suoi. Intanto palleggia il resto tiro di Galovic che sbaglia. Auriem con rimbalzo può provare anche a correre Nigro dall'altra parte, un 3 contro 3. Nigro, serie di palleggi, poi Auriem contrastato da Galovic, non riesce a prendergliela, Meccariello non tira e allora pulito il pallone. Cefarelli decide di andare da solo, penetra e scarica. C'è stato prima il fallo di Ponist che di fatto ha negato 2 punti comodi, anzi no, il fallo lo ha commesso. Non c'è stato un fallo, scusate. Infrazione di passi di Auriem, palla sotto per Ponist che riesce a mettere in movimento Zingor, infrazione di passi, anzi no, il fallo di Cefarelli, 2 punti per Zingor che andrà in lunetta per il libero supplementare. Grande inizio di terzo quarto da parte di Zingor, il quale però sbaglia il tiro libero, però cattura il rimbalzo lungo, va a bersaglio Zingor, 4 punti in un amen per lui. Sono 17 in partita e sono 6 da recuperare per la Germania. Mastroianni è tornato sul parquet per ridare ritmo offensivo ai suoi. Auriem prova a sfidare Ponist, gran canestro anche di Auriem col fallo di Ponist, questa volta sì, il terzo fallo della sua partita, che manda in lunetta per l'aggiuntivo Auriem, terzo fallo del numero 0. E Auriem che può aggiornare il suo score, lo aggiorna col libero del +9, prova a scappare ancora Santa Maria Capua Vetere, 15 punti per Auriem. E Galovic che torna a menare le danze, palla in mano, il numero 6 della Germania, la palla dall'altra parte, Schröder, piede a posto, canestro importante anche di bella fattura da parte di Schröder, il terzo della sua partita.
palla sotto per Cefarelli, disturbato da Ponist che recupera il pallone. 5:45 da giocare nel terzo quarto, più 7 Santa Maria Capua Vetere, ma palla in mano per la Germania. Zingor, senza dubbio il migliore in questo terzo quarto, palleggia, resta e tiro improvviso, qui forse ha un po' esagerato Galovic, però con rimbalzo lungo, sbagliato anche questo. Ponist, fondamentale, altro tiro dalla lunga di Galovic, tripla di Galovic, -4 e 16 punti per l'esterno, sono 33 in totale sui 50 di squadra di Galovic e Zingor. Qui fallo di Ponist, quarto della sua partita, adesso sì che è arrivato a quota 4. Il pivot, c'è cambio, torna sul parquet Corsiero, gli lascia il posto Nigro, che ha segnato una tripla di fondamentale importanza nel terzo quarto. Intanto bello questo scambio di high five mentre Auriemma va a segno col primo. Bello questo scambio di high five tra Galovic e i suoi avversari, c'è ancora tanto da giocare, 5 minuti e 9 secondi, intanto Auriemma 1 su 2 con questo giro in lunetta. Ancora tanto da giocare, 5 minuti, Galovic lungo sul secondo ferro, rimbalzo ed errore clamoroso da parte di Fischer che cattura, ancora il rimbalzo, fallo di Corsiero se ho visto bene, sì, primo della sua partita, liberi per Fischer che aveva commesso un errore abbastanza madornale da sotto, dopo il rimbalzo lungo in attacco. C'è asciugare il parquet, che è tanto caldo già a Palermo, quindi ci sta che al di là dello sforzo fisico si sudi in abbondanza oggi all'interno del Palamangano. 4:55 sul cronometro, liberi per Fischer. Finito di asciugare il parquet, concentrazione di Fischer che con una parabola altissima sbaglia il primo tiro. Fischer 0 su 2 e viaggia dall'altra parte al piccolo trotto Mastroianni. La pressione di Fischer che commette fallo. Saranno liberi e terzo fallo per il numero 2, ma in lunetta Mastroianni che potrebbe attentare alla doppia cifra. Segna il primo. Mastroianni 8 punti nella prima metà di gara, punti che diventano 10, diventano invece 57 quelli di Santa Maria Capua Vetere a 4 minuti e 36 secondi dall'ultimo intervallo. Qui buono l'intervento in difesa di Cefarelli, si torna a difese schierate. Galovic, il blocco che favorisce la tripla di Galovic che rimane ancora corta, la lascia uscire Meccariello, sarà rimessa per Santa Maria Capua Vetere. 4:28 nel terzo quarto.
Mastroianni col palleggio, poi Auriemma, si gira fronte a canestro, penetra e scarica su Mastroianni, la finta su Zingor, poi ancora lo scarico che è sbagliato, allora dall'altra parte Zingor per l'appoggio a bersaglio, ancora a segno Zingor che non perde l'abitudine e soprattutto riporta i suoi sul meno 5. Zingor quota 19, Ventello in arrivo per lui, palla recuperata dalla Germania, Galovic passa su Auriemma, poi lo scarico col fallo di Cefarelli, se ho visto bene, anzi no, fallo di Mastroianni, dovrebbe trattarsi del secondo fischio, sì, contro il playmaker di Santa Maria Capovetere che adesso deve fronteggiare questo doppio giro in lunetta per Galovic Junior. Segna il primo. Sono 16, anzi 17 i punti della sua partita. Diventano 18. E in un amen torna a meno 3 la Germania. Auriemma intanto dal mid range, secondo ferro e opportunità addirittura per il pareggio Germania. Galovic affronta Auriemma, si arresta dentro l'area, palla sul primo ferro ed esce, poi Galovic ancora dopo il rimbalzo in attacco, Galovic, parità, 57 pari, 21 per Galovic Junior e time out Santa Maria Capovetere. Una grande rincorsa da parte della formazione ospite. Che ricordo (27-14) alla fine del primo quarto, poi 4-1-3-3 alla fine del secondo, quindi un riavvicinamento graduale nel punteggio e adesso Santa Maria Capovetere deve ricostruire un vantaggio che aveva toccato anche quota 16 punti nel primo tempo. E adesso però grazie a Zingor, grazie a Galovic, ma anche grazie al lavoro oscuro ad esempio di Ponist sotto canestro, mentre intanto Auriemma proprio contro Ponist che non può caricarsi di falli, canestro fondamentale da parte di Auriemma che a quota 18. Tanto Galovic finta ancora una volta il tiro, palla per Schröder che serve sull'angolo Zingor, ancora Schröder che rifiuta il tiro. Eccolo Schröder, Zingor fronteggia Cefarelli, poi aggira anche la marcatura di Mastroianni, bravo Cefarelli con lo scivolamento e con la palla recuperata. Mastroianni, Cefarelli prova a prendere la linea di fondo, Cefarelli senza aiutarsi col ferro realizza, anzi senza aiutarsi col tabellone realizza altri due punti importantissimi per Santa Maria Capovetere, mini parziale di 4-0 dopo il time out, lo scippo tentato da Mastroianni, poi Galovic tutto storto, Galovic ancora lui. Ma che partita sta tirando su Galovic Junior, altra tripla, senza ritmo, senza senso da parte sua. Intanto Cefarelli a quota 18, Galovic Junior a quota 24, il canestro dall'altra parte di Auriemma per il +3, 20 per Auriemma. Galovic stoppato da Mastroianni che può andare in volata dall'altra parte, Mastroianni si protegge, sbaglia l'appoggio, poi fallo commesso da Corsiero, errore grave da parte di
parte di Mastroianni. Galovic in dominio psicologico della partita, la ripresa per mano, quota 24 per lui. Sbaglia intanto il primo tiro libero Ponist, 4 punti, altrettanti falli commessi, punti che rimangono 4, punti che rimangono 60 per la Germania. Mastroianni finge di tirare, decide di andare ancora una volta ad Auriemma, non può spendere il fallo Ponist, Auriemma ne approfitta, Auriemma a quota 22 in partita, torna più 5 Santa Maria Capovetere. Zingor per Ponist, il terzo tempo sbagliato, adesso mi sa che Zingor rischia, Ponist rischia di uscire un po' dalla partita. Galovic che recupero proprio per il suo pivot, stoppato fallosamente da Corsiero. Un po' di proteste da parte di Meccariello e anche da parte dello stesso numero 55, non vogliono sentire ragioni i due arbitri. Altro giro dalla linea della carità per Ponist, che poc'anzi ha fatto 0 su 2, segna questa volta. 1 su 2, ma rimbalzo lungo per lui che sbaglia però l'appoggio. Ultimi 50 secondi del terzo quarto, Mastroianni fa viaggiare Corsiero col grande terzo tempo, più 6 Santa Maria Capovetere con Corsiero che torna a segnare. Dall'altra parte accelera Zingor, palla per Fischer che se la rimbalza sul piede, Mastroianni non la salva. Quota 8 per Corsiero. (33 secondi 8 decimi prima dell'ultimo intervallo di questa finalissima del Memorial Insieme per non dimenticare. Zingor con il tiro alla Navarro sbagliato, poi cerca di arrivare Meccariello, arriva invece Galovic, questa volta da 2 punti. Da 3 punti Galovic, non da 2 punti, sembrava che avesse calpestato la riga. Poco importa, meno 3. Cefarelli con l'ultimo stesso della partita. Mastroianni prende posizione Cefarelli, Auriemma finta il tiro, vuole giocare col cronometro, tira adesso dopo l'assist, rimbalzo Cefarelli che vuole avere l'ultima parola ma sbaglia. E allora 6-7 Santa Maria Capovetere, 6-4 per una immortale e infinita Germania, trascinata dai 27 punti di uno strepitoso Galovic Junior. Ricordo, approfitto di questi 100 secondi ancora di riposo per le due squadre, ricordo che al termine della partita ci sarà spazio per la premiazione con le 4 coppe che vedete sullo sfondo al tavolo degli arbitri, il quarto posto di Cagliari, col terzo posto di Palermo e con primo e secondo posto che devono ancora essere assegnati in questa 7ª edizione del Memorial Insieme per non dimenticare. Memorial che, come dicevo prima, in questa edizione, che è la numero 7, ha fatto tappa a Palermo e in Sicilia, Palermo in particolare al Palacussa, al Pala Don Bosco e per l'appunto qui al Palamangano. Riassumiamo intanto lo score con 27 punti per Galovic, 19 per Zingor. Nella Germania dall'altra parte un po' più distribuiti i punti, 22 per Auriemma, 14 Cefarelli, 10 Mastroianni, 8 Vignola e Corsiero. Dall'altra parte, dopo il tandem già citato Galovic-Zingor, il miglior realizzatore è Schröder. E attenzione a Ponist perché ha 4 falli, mentre intanto, come potete vedere, già schierati 4 quinti del quintetto
tiro di Santa Maria Capovetere, con Corsiero, con Meccariello, con Mastroianni e con Cefarelli. Arriva anche Auriemma al piccolo trotto, si riparte con la palla a disposizione della Germania. E attenzione anche alla possibilità di un overtime, questo non lo possiamo escludere. Si parte con Galovic, cerca il tiro, Cefarelli glielo nega, e allora Zingor, Mastroianni lo ferma col fallo. Terzo fischio contro il playmaker di Santa Maria Capovetere, primo fallo ovviamente nel quarto, dopo 15 secondi si riprende con 14 secondi a disposizione della Germania, con l'ottima entrata e poi la stoppata da parte di Corsiero, questa volta legale, per fermare Fischer dopo l'ottima giocata ancora di Zingor, che nel traffico si sa muovere molto bene. Corsiero pressato, riesce a muoversi, palla per Auriemma che deve rifugiarsi da Mastroianni, palleggio con spazio per Mastroianni. Auriemma dalla media decide di andare da Cefarelli, che del contatto di Ponis l'arbitro non lo fischia, e allora Galovic, palleggio arresto tripla che danza sul ferro ed esce. Cefarelli dall'altra parte, da solo in mezzo a tre, cerca di puntare Ponis, il quale alza le braccia, bravo nella difesa, bravo anche nello sporcare il tocco. Ancora Cefarelli, palla per Corsiero, tiro dalla media, primo ferro e poi fuori. Fischer per Ponis che entra e va a bersaglio. -1 con Ponis che torna a segnare, sono 6 i suoi punti. Fondamentale per la Germania per avere qualche chance in più di vittoria, non affidarsi solo a Zingor e a Galovic Junior. Mentre qui intanto Auriemma con la rovesciata sbagliata, Cefarelli con il tap-in. Cefarelli, 20 per lui. Tanto ancora Galovic Junior che si muove, finta il tiro, va da Zingor, bene Mastroianni in marcatura, poi riesce a mettere di nuovo i piedi fuori dal perimetro. Ponis da Fischer, da Galovic, si muovono per far tirare quei due, sbaglia ancora Galovic che di canestri ne ha segnati ma di tiri ne ha presi tanti. Rimbalzo lungo che favorisce poi Mastroianni. Cefarelli ancora a puntare Ponis, Ponis rimane fermo, non vuole spendere il fallo e allora facile ancora per Cefarelli. Quota 71 adesso per Santa Maria Capovetere, non sono stati segnati punti ancora. Qui intanto il tiro di Schröder, soluzione estemporanea per Schröder che sale a quota 8, poc'anzi è salito a 22 Cefarelli. 7-1, 6-8 il punteggio. Auriemma cadendo indietro sbaglia, poi Cefarelli prova a recuperare il rimbalzo ma Galovic ha le mani più leste, allora nuovamente per il pareggio la Germania. Fischer per Schröder, si muove Galovic, Fischer non trova compagni a servire, si appoggia allora a Zingor che tira dalla media cadendo indietro sbagliando. Mastroianni resiste, fallo commesso da Zingor, il primo, se non erro, della sua partita, del terzo. Terzo fallo per Zingor. Torna in attacco la squadra campana con Mastroianni a condurre.
spazio per tirare, finta il tiro, secondo me alla prossima occasione ci proverà Auriemma per Mastroianni, questa volta lo prende più vicino Zingor, c'è il blocco di Corsiero, Mastroianni palleggia, resto, scarico per Corsiero, bravissimo Ponist, poi altra occasione per Corsiero, tiro dalla media sbagliato, rimbalzone di Cefarelli che resiste a un contatto, Corsiero con il tap-in vincente, doppia cifra, subito dall'altra parte il pallone intanto per Schröder, gran difesa di Santa Maria Capovetere, applaude Meccariello, sono tornati benissimo indietro dopo il canestro che ha dato la doppia cifra a Corsiero e soprattutto ha dato nuovamente 5 punti di vantaggio a Santa Maria Capovetere. Mastroianni gli concede spazio Zingor, questa volta Mastroianni prova a bucarlo con la tripla che rimane sul primo ferro, quindi ha ragione Zingor e ha ragione Galovic con rimbalzo lungo. Fischer, Schröder trova Ponist, non difende di fatto Santa Maria Capovetere, due facilissimi, forse più facili del torneo per Ponist, che sale così a quota 8. Auriemma con la palla dentro, tocca Galovic, rimane in attacco Santa Maria Capovetere. 5:32, siamo già a metà dell'ultimo quarto di gioco, 5 minuti e 32 alla fine. Da eseguire la rimessa Cefarelli cerca di entrare nel traffico sbagliato, ultimo tocco di Auriemma che però la tiene sul parquet, ma la palla ce l'ha la Germania con Galovic che corre in contropiede, Galovic l'appoggio di Zingor sbagliato e allora dall'altra parte Mastroianni, 2 contro 2, arriva però anche Meccariello, Auriemma, grande movimento di Auriemma che però non viene premiato dal tiro, poi il tap in vincente di Auriemma, time out Germania sul più 5, Auriemma scrive 24. Termina il time out richiesto dalla Germania, che è in possesso dopo l'appoggio di Auriemma e dopo il canestro del più 5. 7-5-7-0 per Santa Maria Capovetere e Galovic palla in mano, cercato Fischer, poi Schröder, poi Zingor sull'angolo, trova Ponist sotto canestro, si sta facendo trovare pronto Ponist che si porta anche lui in doppia cifra, 10 punti, 6 nel quarto periodo. E torna un singolo possesso di ritardo Santa Maria, la Germania. Cefarelli però la ricaccia indietro, gran canestro ancora d'autore per uno che il parquet l'ha calcato anche a ottimi livelli, abbiamo detto prima, medaglia d'oro under 21 agli europei con la nazionale.
qui Auriemma con lo scippo, palla a Mastroianni, 4 contro 2 adesso per Santamaria. Cefarelli sotto canestro raddoppiato, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con l'aggiuntivo. Esce il terzo fallo anche di Galovic. Vedremo se saranno 26 o 27 i punti di Cefarelli. Al termine di questo giro in lunetta. Restano 26. Chiama difesa coach Urbano in panchina. E fallo in attacco di Fischer che porta il blocco su Mastroianni, blocco illegale e quarto fallo da parte del numero 2. Si era liberato per il tiro Zingor, ma non è andata come sperava. E allora Mastroianni col palleggio. Mastroianni, penetro, scarico per il tentativo di Corsiero che però è chiuso. Allora fuori per Meccariello, il quale sbaglia. Allora attenzione al contropiede di Galovic da solo, non può sbagliare, non sbaglia. Torna a meno 5 Santamaria Capovetere, o meglio torna a più 5 e palla in mano. Santamaria Capovetere 29 per Galovic Junior. Finta il tiro Auriemma, Corsiero dalla media, secondo ferro, errore, Cefarelli dà fastidio al rimbalzo, la recupera, appoggia canestro. 81 per Santamaria Capovetere con il solito Cefarelli che a quota 28 ha chiesto di fermare il gioco. Ponist ha chiesto il cambio, torna in partita Hunt. Anche gli applausi per Ponist, autore di una buonissima partita in difesa, ha dato tutto quello che aveva. Tanto fallo in attacco da parte di Hunt e questa è un'ottima notizia per Santamaria Capovetere perché torna in possesso. 3 minuti ancora da giocare, 7 punti di vantaggio e anche la palla in mano. In questo possesso qui il primo arbitro aveva fischiato time out chiesto credo dalla Germania, col pallone ancora in mano a Santamaria Capovetere che aveva anche rimesso in gioco. Cefarelli ancora Cefarelli, trentello per lui, 83 per Santamaria che torna sul più 9, forse ha un po' esaurito le energie la Germania. Il penetra e scarica di Fischer per Schröder, il tiro che non tocca neanche il ferro, rimbalzo e Mastroianni corre dall'altra parte al piccolo trotto anche perché è da solo, arriva Corsiero però, ma Galovic con un errore abbastanza banale da parte di Mastroianni. Qui fallo di Cefarelli che se ne accusa subito, terzo fallo per il top scorer, a mio parere anche l'MVP della partita in questo momento, ma abbiamo già parlato del curriculum di questo giocatore. Zingor, palleggio, arresto, tiro con le mani in faccia di Meccariello, quale non ha commesso fallo secondo i due arbitri e anche secondo me. Auriemma, Mastroianni, Cefarelli cerca di andare addirittura in 1 contro 1 con Zingor che spende il fallo. Aggettivi finiti per Cefarelli.
intanto fallo per Zingor, liberi per Cefarelli, ma dopo il time out. Temot che arriva a 1:59 dalla conclusione della partita, con Santa Maria Capovetere che è in vantaggio 8-3-7-4 e che dunque inizia anche a vedere, inizia ad annusare il trionfo. Terminato il time out, Cefarelli a segno col primo tiro libero. Anche col secondo fanno 32 per Cefarelli, cambi. E qui la standing ovation per Dario Cefarelli. Stiamo pur sempre parlando di un ragazzo del 93, ci sta che domini in queste situazioni. Va a sedersi in panchina, va a prendersi un po' di riposo, meritato riposo, prima di godersi chissà la coppa. È andato a sedersi anche Galovic. Inizia la partita per Galovic senior, subito cercato qui, riesce a uscirla molto bene, movimenti old style da parte sua, che qui non riesce a controllare la palla di Fischer. Debutto in partita per Capone, ritorno anche del debutto in partita per Plini. Vignola, ultimi 90 secondi di partita, con l'aiuto del tabellone Vignola, doppia cifra anche per lui, quota 10. È partita praticamente in ghiaccio per Santa Maria Capua Vetere. Inizia la partita anche per Demsanovic, mentre Fischer, buona entrata a canestro, buon appoggio, aiutandosi col tabellone per Fischer, secondo canestro della sua partita. 8-7-7-6, ultimo minuto che inizia in quest'istante. Nigro, Capone, palla per Plini che la gira su Vignola, finta di tiro, cerca di avvicinarsi a canestro, poi palla per Meccariello che tira dalla lunetta praticamente, altri due a segno Meccariello, e sono anche i primi due della sua partita. Ormai siamo agli sgoccioli della finalissima, siamo agli sgoccioli anche del Memorial, insieme per non dimenticare, settima edizione del Memorial, con 25 secondi ancora sul cronometro, con Vignola che spara da 3 e sbaglia. Intanto iniziano gli abbracci, intanto sulla panchina della Germania, li vedete sullo sfondo, e adesso anche il coach tedesco che attraversa il tavolo inizia a salutare, iniziano a stringersi le mani, gli applausi del pubblico del Palamangano. Finisce
il Memorial insieme, per non dimenticare, con la vittoria dopo la sirena di Santa Maria Capua Vetere, che batte 89-76 la Germania. Un bellissimo evento, un bellissimo appuntamento al quale abbiamo avuto il piacere di partecipare come media partner dell'atto conclusivo. Noi adesso attendiamo qualche secondo, perché sicuramente sta per iniziare la cerimonia di premiazione. Vi invitiamo a restare con noi, anche perché adesso vedremo come si svolgerà la premiazione. Tanto noi stiamo seguendo il viaggio del banner. Tanto gli applausi meritati, va detto, della delegazione tedesca ai giocatori della Germania, bravissimi, senza dubbio. Hanno disputato davvero un'ottima finale, però ha avuto la meglio la formazione di Santa Maria di Capovetere. Noi vediamo intanto come si svolge la premiazione. Sicuramente noi restiamo live per farvela gustare con gli arbitri che intanto guadagnano gli spogliatoi. Ne approfitto per riassumere anche quello che è stato il tabellino: 89-76 per la formazione di Santa Maria Capovetere, che vanta 32 punti di Cefarelli, MVP a mio parere, è sicuramente MVP anche a parere di chi ci ha guardato e di chi ha seguito la partita qui al Palamangano della partita. 24 punti per Auriemma, quota 10 per Vignola, Corsiero e Mastroianni. Dall'altra parte 29 punti di Galovic, 19 per Zingor, 10 per Pönist e poi 8 per Schröder, a riassumere così i top scorer di questa partita. Tanto presente anche la delegazione di Cagliari, la delegazione della formazione sarda.
Sono le foto di rito per la nazionale, scusate, non per la nazionale, siamo ancora in clima Sighelia Cup, perdonatemi, per la formazione di Santa Maria Capua Vetere, foto di rito. Ricordo ancora che a breve ci sarà la premiazione. Tra l'altro, piccolo cenno anche alla carriera di Dario Cefarelli, che ha anche un legame con l'Orlandina Basket, con la Sicilia, in quanto ha giocato con l'Orlandina Basket nel corso della sua carriera, ancora 29 anni, ancora qualche annetto da dedicare alla pallacanestro, però nel frattempo non disdegna anche di questo percorso extra cestistico. Ricordo che ovviamente potrete vederlo nel corso della diretta e sentirlo soprattutto nel corso della diretta, potrete anche andare a riascoltare quelle che sono state le parole dei protagonisti che mi hanno affiancato in questo in breve in questa telecronaca, ovvero sia l'avvocato Francesco De Francisci, presidente di Ius Palermo, che ha partecipato a questa, che ha comunque portato anche in qualità di squadra di casa un team in questo evento, giungendo tra l'altro al terzo posto, e anche Marta Verona, ex capitana della Andros Basket Verga Palermo nella storica promozione, nello storico campionato di Serie 1 disputato qualche anno fa, e anche ex giocatrice di Alma Basket Patti. Non abbiamo approfondito con lei la questione relativa ad Alma Basket Patti, perché naturalmente sicuramente non farà piacere la mancata iscrizione della formazione pattese al torneo di Serie A2 femminile. Tanto attendiamo di sapere quali sono le dinamiche, quali sono le tempistiche per la premiazione, anche perché il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Dicevo di Marta Verona, la parentela, la sorellanza verrebbe da dire con Costanza Cocca Verona, giocatrice della famiglia Schio, nonché ex giocatrice anche di Andros Basket Palermo e anche componente del roster della nazionale femminile di basket che parteciperà ai prossimi appuntamenti. C'è già partito il raduno della nazionale italiana, guidata tra l'altro da un personaggio assai affine alle storie di casa nostra, ovvero sia Lino Lardo, che è anche coach della Passalacqua Spedizioni Ragusa, che anche quest'anno prenderà parte al campionato di Serie A1 e lo farà con rinnovate e legittime, direi, ambizioni. Andiamo a sentire intanto proprio il dottor De Francisci, che menerà le danze in questa premiazione. Purtroppo siamo un po' lontani, non possiamo ovviamente porgergli il suo microfono, ovviamente riassumerò in breve le parole. C'è un po' di confusione in realtà, non si capisce bene se e quando partirà questa premiazione. Il ringraziamento alle formazioni che hanno preso parte all'appuntamento per aver accettato l'invito a partecipare alla 7ª edizione del Memorial Insieme per non dimenticare.
comunque un piccolo anche excursus su quello che è il compito da parte dei componenti, degli esponenti del mondo dell'avvocatura e della magistratura. Nuovi ringraziamenti da parte dell'avvocato De Francisci anche alle amministrazioni locali, al comune, alla regione siciliana, oltre ovviamente all'ordine degli avvocati e all'associazione nazionale magistrati. Si conclude con l'applauso, con i ringraziamenti dell'avvocato De Francisci. In questo momento mi hai ricordato anche la straordinaria abilità da parte di magistrati e avvocati di saper stare l'uno a fianco all'altro laddove ovviamente c'è un intento comune, che nel caso specifico è il ricordo e anche appunto anche il fine solidale . Anticipazione, quasi uno spoiler per il fatto per quella che è la partecipazione Intanto arrivano 2 premi speciali. Il premio per coach Giacomo Urbano che si becca dunque il premio di miglior allenatore. C'è un altro premio. Per il miglior giocatore del torneo.
Eccolo adesso il primo. Miglior giocatore del torneo in realtà è una giocatrice, perché è stato assegnato alla capitana a Marta Verona. Premio per lei, ci ha detto anche del gap fisico, del gap atletico fino a un certo punto, visto che lei è una giocatrice praticamente professionista, e dunque premio per la capitana storica di Andros Basket, una storia, una famiglia legata alla pallacanestro. Ora il premio fair play per la Germania. Premio fair play per la squadra arrivata al secondo posto, ritira il premio Hunt. E la delegazione tedesca naturalmente non fa mancare il proprio coro di approvazione. E ora si arriva alle coppe, partendo da quella per il quarto posto, che verrà assegnata alla squadra di Cagliari, che è giunta per l'appunto al quarto posto, battuta nella semifinale da Santa Maria Capua Vetere, in finale per il terzo e quarto posto da Palermo. Già in mano anche la coppa per il terzo posto, proprio per la formazione di casa. Anzi, in realtà è un terzo posto ex equo. Mi correggo e vi chiedo scusa a voi che ci state ancora seguendo. Non è stata disputata la finalina terzo e quarto posto, c'è stato un ex equo in pieno spirito decubertiniano, verrebbe da dire. Questo terzo e quarto posto, che in realtà è un doppio terzo posto. Intanto Cagliari premiata, poi toccherà a Palermo. Applausi per Palermo, terzo posto, coppa sollevata al cielo, sotto al tetto del Palamangano, a dire la verità. Veniamo adesso al secondo posto, dopo le foto di rito, secondo posto per la Germania, che dunque porta a casa 2 trofei, il primo forse il più gradito dell'altro, quello relativo ovviamente al fair play. Applausi per la Germania, ancora Capitan Hunt ad andare a ritirare il trofeo. I sorrisi alla fine, la bellissima iniziativa a questo punto, arrivare a questo punto il piazzamento conta solo relativamente. Applausi per la Germania, considerata, come detto prima dall'avvocato De Francisci ai nostri microfoni, la sorpresa di questo settimo Memorial insieme per non dimenticare, che adesso vedrà la consegna del trofeo alla squadra vincente, la formazione di Santa Maria Capua Vetere, guidata da coach Urbano. E gli applausi per Santa Maria Capua Vetere vanno tutti a ritirare il trofeo. La settima edizione del Memorial insieme per non dimenticare, in una location in cui campeggia proprio la scritta insieme per non dimenticare, con le gigantografie di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Ricordare quanto successo e quanto ricordato dell'agguato durante una deposizione, durante un processo del Tribunale di Bologna, e anche due figure storiche, due figure
di grande ispirazione per il popolo non solo palermitano, non solo siciliano, ma italiano. Con questa premiazione, con le immagini di Santa Maria Capovetere che maneggia il trofeo, e adesso spazio per le foto di rito, infatti usciamo un po' con l'inquadratura. Da Francesco Cammuca, da tutta la redazione di Sportisilo, un ringraziamento a chi ci ha seguito, un ringraziamento ovviamente all'organizzazione del Memorial insieme, per non dimenticare, per averci affidato la produzione integrale della finale. Ricordiamo ovviamente a chi ci sta seguendo e chi ci vedrà magari in differita di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi neanche un contenuto, seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e ovviamente sul sito www.sportisili.it per non perdervi neanche un contenuto sullo sport siciliano a 360 gradi. Ancora una volta un grazie per averci seguito, alla prossima!